Cari amici di Veneto Globe, ben ritrovati. Continua il nostro giro di interviste, o meglio di chiacchierate, con gli artigiani che sono poi fondamentalmente il motore di questa iniziativa. Ci troviamo a Cison di Valmarino in occasione di Artigianato Vivo 2019. Questa è la 39esima edizione e oggi abbiamo un altro ospite qui con noi. Salve, buonasera. Ciao, ben arrivato Simone. Grazie. Come stai? Fa caldo oggi, è una giornata Sì, è una particolarmente... giornata un po' afosa. Questo influisce nel tuo lavoro? Il caldo? Oddio, diciamo che chiaramente lavorare al fresco è sempre migliore, però si va avanti, si resiste. Assolutamente. Allora ascoltami, facciamo un attimo un excursus di quella che è il tuo lavoro, no? Allora mi hai raccontato prima, perché abbiamo avuto modo di chiacchierare un po', che tu hai origini romane, Sì. ti sei trasferito In Maremma, quindi una zona della Toscana meravigliosa, Sì. e oggi sei qui a proporre la tua arte. Ecco, tu ti occupi di lavorazioni in rame. Sì, io faccio scultura in rame e diciamo sono ispirato chiaramente tendenzialmente da quello che un po' è l'emotività che mi spinge a lavorare su collezioni. Quest'anno ho portato nuovamente una collezione dedicata agli alberi che ho intitolato Origini e Radici, alla quale è 1 anno e mezzo che sto lavorando e sono giunto anche un po' alla fase finale, nel senso ho nuove idee che porterò sicuramente l'anno prossimo. Quindi ecco, tu lavori a progetto, hai un'idea e cerchi di sviluppare quella. Diciamo ho un concetto, sì, un messaggio più che altro da raccontare. E mi ecco, la piace stiamo l'idea... vedendo intanto alcuni dei tuoi lavori. Perfetto. Sì, mi piace l'idea di raccontare, ecco, un messaggio e una volta che sono arrivato, ecco, all'essenza, quindi cerco di trasformare in realtà un messaggio in una filosofia in materialità, quindi ecco quello che sono le sculture in realtà nascondono ognuna una piccola pillola, se così possiamo dire. Ecco, come si vede dal monitor, diciamo, lavoro un po' sull'idea di ritornare alla bellezza, quella vera, quella fatta di cose che abbiamo di fronte agli occhi tutti i giorni e che diamo un po' per scontato. Quindi, la natura, diciamo, sì, no? Quello che sì, dovremmo valorizzare un po' di più. specialmente in un contesto storico in cui viviamo, dove sappiamo tutti quello che sta succedendo, quindi è il caso che torniamo un po' all'essenza, quindi cominciare di nuovo a sentirci ospiti piuttosto che padroni, ecco. Bravo, sono perfettamente d'accordo con te. Quindi un elogio alla natura, alle cose belle che Sì. tutti i giorni dovremmo riscoprire piano piano. Assolutamente. Ascoltami, come si comporta questo materiale che tu utilizzi, quindi il rame? Ecco, ci viene spontaneo pensare che è un materiale che poi nel tempo potrebbe avere delle problematiche, no? Non so, l'ossidazione o cose varie. Tu lo tratti in qualche modo o lasci comunque anche che si comporti in maniera naturale? No, assolutamente, mi piace l'idea di lavorare con un materiale e lasciarlo alla sua natura. Il rame ha oltre 450 tipi di sfumatura che, diciamo, non è molto consona come cosa, perché siamo abituati a vedere, ecco, il rame come padelle, eccetera, eccetera, che di solito, ecco, la nostra cultura ci lascia un po' l'idea di doverlo lucidare, eccetera, ma in realtà è un metallo che, ecco, la bellezza è proprio quella. Oggi lo prendo e fra 20 anni è cambiato insieme a me, anche perché noi non siamo gli stessi di ieri. Quindi l'idea di lasciarlo al naturale è completamente magnifico. Nonostante ciò, diciamo, le mie lavorazioni nascono tutte in incandescenza, quindi diciamo c'è una preossidazione. Non è rame naturale, ma tendenzialmente si può così definire rame bruciato, e questo fa sì che nel tempo mantenga questo tipo di sfumature, questo tipo di colorazioni, a differenza, ecco, proprio del rame naturale che a contatto con l'ossigeno, quindi ai minerali con l'ossigeno, tende a brunire, a scurire, quello Certo. che siamo abituati a vedere nelle case, ecco. Ecco, una piccola curiosità, in che modo lo lavori tu il rame? Cioè, utilizzi di più proprio le mani o hai degli attrezzi particolari che ti aiutano in questo senso? Allora, diciamo no, gli attrezzi in realtà sono molto primordiali, lavoro con pinze e martelli tendenzialmente, eccetto, diciamo, la saldatura, che in realtà ho scoperto da qualche anno a questa parte. Prima lavoravo tutto in legatura, quindi ancora più primordiale, se così possiamo dire, come lavorazione. Però di fatto, ecco, gli attrezzi che utilizzo sono veramente pochi, mi basta un martello e un paio di pinze. Il resto viene tutto forgiato tendenzialmente a mano o comunque sia con dei ciocchi di legno, se così possiamo chiamarli, dove vado a battere poi il rame per creare e sagomare le forme. Ecco, ti occupi principalmente, abbiamo capito, quindi di complementi di design, comunque di arredo, no?
Sì, diciamo se così possiamo chiamarli, anche se mi piace l'idea di chiamarle un po' sculture, nel senso non hanno un vero e proprio Certo. utilizzo. In realtà oggi viviamo in un mondo dove non ci serve nulla, ma siamo sempre alla ricerca di qualcosa. Dico sempre che anche gli oggetti che io realizzo non servono a nulla, esclusivamente fanno bene al cuore. Se uno percepisce l'emozione con la quale diciamo, realizzo anche questi oggetti e quello che è contenuto all'interno dell'oggetto stesso è ciò che poi mi gratifica più che altro, è quello che ci sia gente che abbia la possibilità di percepirle. Questa è una cosa bella che abbiamo percepito anche da altri artigiani come te, io vi chiamo anche artisti a un certo punto, perché più che alla qualità magari, no, della realizzazione, voi ci mettete il cuore, l'anima, volete trasmettere proprio quest'anima attraverso la vostra arte, è una cosa meravigliosa. Sì, assolutamente. Io penso che innanzitutto ci debba essere poesia in quello che uno fa, perché è difficile anche definirlo come lavoro, nel senso io credo che chi si trova qui a mostrare ecco, quello che è la passione, che è un po' il cuore con cui ecco, realizza i propri oggetti. Io dico sempre che ciò che facciamo in realtà siamo noi. Quindi mi piace ecco, proprio vedere, al di là delle lavorazioni delle persone, chi le fa e proprio dire questa persona è quello che fa. È un po' il detto no, come siamo ciò che mangiamo, questo Certo, è sì, sì, sì. una grande verità. Quindi ecco, diciamo Cerchi di trasmettere appunto la tua essenza assolutamente, attraverso la tua arte. assolutamente. Allora, tu sei qui dal secondo anno, se non ho capito male. Sì, sì. Come sei venuto a conoscenza di questo evento? Allora, sono venuto a conoscenza, era tanto circa 4-5 anni già che sentivo nominare insomma, di questo evento dedicato al mondo dell'artigianato artistico e poi per mancanza chiaramente di possibilità, di tempi eccetera o vari altri impegni già presi non avevo mai preso in considerazione. Poi l'anno scorso insomma tramite amicizie ho avuto la tentazione ecco, di voler partecipare e al di là ecco, poi di quello che è la parte commerciale se così possiamo dire è molto interessante giungere in questi luoghi dove c'è possibilità di confronto, c'è possibilità di apertura mentale, c'è possibilità ecco, di vedere gente che sa fare, che vive di questo ormai da 40-50 anni, insomma ci sono Certo. delle persone eccezionali, quindi grandi maestri che possono comunque far sì che tu sia ispirato, che tu possa andare avanti, che tu possa continuare sulla tua strada. E questo chiaramente senza mancare di poesia in ciò che si fa. Io dico sempre che la poesia e il sentimento con la quale uno fa le cose è ciò che poi è l'arma vincente, nel senso che a lungo andare tutto ciò che si realizza senza poesia Lascia il è tempo fine che a se trova, stesso. sì, Esatto, certo. esatto. Allora, Simone Sirna, io prima di salutarti e ringraziarti vorrei invitare tutti i nostri telespettatori, ma anche chiaramente gli amici che stanno già girando per i vari borghi di Cison di Valmarino, volevo invitare tutti a trovarti, quindi dove ti possono Grazie. vedere? Allora, noi siamo tanto qui a Cison di Valmarino, una splendida cornice qui in Veneto, in provincia di Treviso. E io sono nelle Case Marianne, espongo in Case Marianne e ho un atelier invece a Pitigliano in Maremma, in provincia di Grosseto, un piccolo borgo a cavallo tra Lazio, Umbria e Toscana, dove lavoro e espongo i miei lavori. Allora, grazie infinite Simone, buon Grazie. lavoro, buon Grazie a voi. proseguimento e buon artigianato vivo. Grazie.